Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Partiamo dalla cronaca e andiamo a Brebbia. È stato arrestato per tentato omicidio il tunisino responsabile del ferimento di 2 connazionali al termine di una rissa avvenuta la scorsa notte lungo la strada provinciale 50. Erano circa le 2 quando la discussione fra i 3 nordafricani, nata da futili motivi, è degenerata fino all'aggressione a colpi di macete. Le 2 vittime, rispettivamente 23 e 39 anni, sono finite all'ospedale di Circolo e a quello di Cittiglio con ferite alla testa, fortunatamente non gravissime, mentre il responsabile è stato arrestato dai carabinieri. È sempre grave all'ospedale di Legnano l'operaio di 38 anni rimasto ferito questa mattina in un'azienda elettromeccanica di Via Novara. Ecco il servizio con le immagini dell'agenzia Publifoto. Grave incidente sul lavoro nella mattina di lunedì 27 giugno in un'azienda elettromeccanica di Via Novara, Legnano, dove verso le 10:30 un uomo è rimasto vittima di un infortunio, la cui dinamica è ancora da accertare. L'operaio si è ferito dopo essere stato schiacciato da un macchinario. A quanto è emerso, il lavoratore ha riportato traumi alla testa, al torace, alla schiena e a un braccio. I soccorritori, chiamati dai colleghi, hanno lavorato a lungo per stabilizzarne le condizioni. Il ferito è stato poi trasportato in pericolo di vita all'ospedale di Legnano. In azienda, oltre alla squadra del 118, sono intervenuti subito i vigili del fuoco, i carabinieri e i funzionari dell'Agenzia di tutela della salute di Milano 1, cui spetterà il compito di valutare eventuali responsabilità. Si sono concluse tragicamente a Turbigo le ricerche dell'uomo disperso nel Naviglio Grande questa mattina. Il corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori. Vediamo il servizio. Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nelle acque di un canale a Turbigo nel primo pomeriggio di oggi. L'allarme era scattato questa mattina in via Nosate sul Naviglio Grande. A notare il corpo che affiorava dall'acqua per poi inabissarsi sono stati dei passanti che si trovavano sulla pista ciclabile che corre lungo il canale industriale nei pressi della centrale elettrica. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della compagnia di Legnano. Impegnati anche i vigili del fuoco di Inveruno, Bustarsizio e i sommozzatori di Milano. Per agevolare le ricerche del disperso si è alzato in volo anche l'elicottero Drago 82 con a bordo gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia. Poi, nel pomeriggio, il ritrovamento. A recuperare il cadavere sono stati i sommozzatori, da accertare i motivi della caduta in acqua dell'uomo. Lago di Varese, conto alla rovescia per il ritorno alla balneazione. Tuffi consentiti tra 5 giorni. Oggi i prelievi di acqua per le ultime analisi in vista del Gran Giorno di sabato 2 luglio. Vediamo l'intervista al Presidente della Commissione Sanità della Regione, Emanuele Monti. Servizio di Adriana Morlacchi, immagini dell'agenzia Blitz. Grazie per la partecipazione. Con il dottor Gutierrez, ATS Insubria, abbiamo pensato di organizzare questo momento e dare anche un po' visibilità a una cosa fondamentale, un passaggio fondamentale che era il prelievo dell'acqua prima del grande giorno del 2 di luglio, per cui i dati ci racconterà adesso anche la dottoressa Camanzi nello specifico il trend di questi anni, quello che si è riusciti a fare. Qui è un po' nato il tutto perché proprio qui meno di 4 anni fa c'era stata la conferenza stampa che presentava il mio emendamento, i primi 5 milioni di euro che hanno dato poi avvio al lavoro di risanamento del lago, un lavoro di squadra con tanti enti coinvolti, Regione Lombardia che ha permesso di sbloccare un tema di cui si parla da tanti anni e che oggi finalmente è in realtà, quindi il 2 luglio avremo l'occasione di poter fare il bagno nel lago di Varese, rinforzarci il nostro luogo storico e fondamentale, e questo grazie al lavoro corale. In Valle Vigezzo si è concluso un weekend a tutto folklore con decine di eventi a Santa Maria Maggiore e una sfilata finale con oltre 600 figuranti. Ce ne parla Marco De Ambrosis. Valle Vigezzo, patria del folklore. Nel fine settimana Santa Maria Maggiore ha ospitato il weekend del folklore, 3 giornate dense di appuntamenti pensate per celebrare i primi 100 anni di vita del gruppo folcloristico della Valle Vigezzo. Ieri l'evento clou con la suggestiva sfilata a cui hanno preso parte oltre 600 figuranti in rappresentanza di numerose delegazioni italiane e svizzere in abiti tradizionali. Ma tutta la giornata è stata un fiorire di iniziative, con balli e momenti di incontro nel centro storico di Santa Maria Maggiore, culminati con il gran finale nel suggestivo parco di Villa Antonia. E per partecipare all'importante evento, da Varese è giunta anche una nutrita rappresentanza del gruppo folcloristico bosino.
Tantissima gente, un grande successo, siamo davvero molto soddisfatti dell'affluenza e del clima di allegria e vivacità che i gruppi folk hanno portato a Santa Maria Maggiore, commenta il sindaco Claudio Cortini. 100 anni di storia rappresentano un traguardo importante che ci sprona a continuare con entusiasmo su questa strada, afferma Alessandra Balconi, presidente del gruppo folcloristico Valle Vigezzo. E per concludere l'ippica presentata questa mattina la stagione estiva dell'ippodromo di Varese. Ecco l'intervista a Guido Borghi, presidente della società varesina Incremento Corse Cavalli. Il servizio è di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Ma mi sembra che l'ippica sia in un momento che dimostri un po' più d'attenzione da parte del pubblico. Quest'anno si sta facendo qualcosa, sembra che tutte le difficoltà che sono intercorse da tempo nei rapporti con il Ministero si vadano semplificando, quindi ci potrebbe essere una prospettiva, diciamo che forse abbiamo toccato il fondo e stiamo solo risalendo. Ma secondo me la polifunzionalità è limitante, soprattutto nel momento in cui dovessero concederci l'autorizzazione di fare le corse al trotto. Con le corse al trotto si passerebbe ad oltre 80 giornate, quindi vuol dire almeno ogni 2-3 giorni alla settimana essere impegnati. Tra l'altro cambiando anche il livello di categoria, perché col trotto con una pista da 1000 metri si potranno compiere e realizzare giornate con premi di gruppo 1, quindi con cavalli internazionali. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alle ore 13 di domani e vi auguriamo una buona serata.